Ad aprile 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,7% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile permane una variazione positiva del più 0,7% rispetto al trimestre precedente. Lo rileva l'Istat. L'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale di rilievo solo per l'energia, più 3,6%. Diminuzioni si registrano invece per i beni strumentali, meno 2,5%, e in misura più lieve per i beni intermedi, meno 0,7%, e i beni di consumo, meno 0,5%. Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2019 l'indice complessivo è diminuito in termini tendenziali dell'1,5%. 1 miliardo di euro a sostegno delle imprese italiane e dell'economia circolare. Il presidente di Intesa San Paolo Gian Maria Grossapietro e il vicepresidente di Banca Europea per gli investimenti Dario Scannapieco hanno firmato un accordo che sbloccherà 2 linee di credito da 500 milioni l'una. La prima sarà dedicata alle mid-cap, le imprese che a livello consolidato contano tra i 250 e i 3.000 dipendenti, mentre la seconda si allargherà a coinvolgere anche le PMI. Questo secondo plafond, nello specifico, è una novità per il mercato italiano. Si tratta infatti di un framework loan per interventi nella circular economy a favore di imprese innovative. La Sicilia è tra le regioni con il più alto numero di piccole e medie imprese che vendono i loro prodotti oltre i confini nazionali, insieme a Campania, Lombardia e Puglia, è quanto si sottolinea in uno studio di eBay che mette in luce come proprio i territori dove il tasso di disoccupazione è più alto e l'imprenditorialità tradizionale stenta a decollare, come ad esempio nelle zone meridionali del paese, che l'e-commerce ha l'impatto più forte. Oltre a offrire la possibilità di aprirsi al mondo, l'e-commerce rappresenta un modo per raggiungere facilmente molti più paesi, come dimostrano le aziende siciliane. Secondo il recente report sulla crescita inclusiva delle piccole imprese italiane online pubblicato da Public Policy Lab eBay, le imprese siciliane che esportano attraverso la piattaforma online riescono a raggiungere in media 20 mercati esteri, il 58% di queste esporta in 10 o più paesi, a fronte di una media nazionale del 15%. Acea Energia lancia Acea come noi, la nuova offerta luce e gas destinata ai clienti del mercato libero. I clienti potranno pagare luce e gas alle condizioni del mercato all'ingrosso riservato agli operatori energetici, dando un contributo mensile fisso. Il prezzo per quanto riguarda l'energia elettrica equivale ad una media mensile dell'indice PUN, prezzo unico nazionale, e per il gas fa riferimento all'indice TTF, Title Transfer Facility, sempre su media mensile.